Siamo in compagnia dello scrittore Beniamino Biondi, che questa sera qui alla Biblioteca Lucchesiana a presentare il suo libro L'isola spettrale, guida immaginifica ai fantasmi di Sicilia. Beniamino è un libro che mescola la storia con la spiritualità, col mistero. Perché il lettore dovrebbe leggerlo? Perché questo libro, L'isola spettrale, rappresenta una felice ricognizione di numerose storie e leggende che rendono unica la nostra isola. Sono sostanzialmente partito da un dato di realtà, raccontando delle vicende storiche che si sono realmente verificate nel corso dei secoli, e però è sempre arrivato un momento in cui queste vicende da concrete sono diventate leggendarie, sono diventate fantasmatiche. Un momento in cui probabilmente le interpolazioni della immaginazione popolare e quindi la cosiddetta creatività, che spesso in Sicilia è appartenuta al popolo, ha prodotto coralmente delle storie che sono diventate dei veri e propri piccoli racconti. Ho cercato attraverso queste leggende di raccontare anche il nostro territorio, non la Sicilia classica da cartolina, ma una Sicilia bizzarra, insolita, per certi aspetti sconosciuta ai limiti dell'invisibile, raccontando anche dei luoghi che oggi versano in un doloroso stato di abbandono e probabilmente, ed è questo un felice paradosso, il fantasma può essere l'unica presenza realmente viva di questi luoghi. Sono tentativi per poterne recuperare la memoria attraverso il fascino del racconto e per esprimere in qualche maniera ciò che sono le energie dei luoghi, che possono essere degli spiriti che giungono a noi come entità sovrasensibili, suggestive e misteriose, che rivendicano anche la presenza su un territorio, raccontando una memoria che spesso è dolorosa, ma che talvolta può essere anche una memoria felice, con dei tratti di spiritualità. E quindi il libro in qualche maniera tesse intorno a questi temi una serie di vicende private legate al mistero, ma credo che possa diventare anche una guida utile per poter comprendere quali sono anche gli anfratti culturali più oscuri e misteriosi della nostra isola. A corredo del libro, infatti, si trova anche questa cartina che è il diario di bordo delle tappe che Beniamino ha fatto per noi e nelle quali ci trascina leggendo il libro. Sì, la cartina è uno strumento molto simpatico, perché consente al visitatore, con la certezza della geografia, di poter giungere a cogliere l'ineffabile e il misterioso, cioè raccontare i fantasmi che in qualche maniera per la loro stessa natura incorporea inventano l'invenzione, e quindi si suggerisce al lettore di poter visitare questi luoghi, dopo la lettura del libro, recarsi nelle città, nei castelli che sono raccontati, cercando di percepire questo fascino ineffabile, e chissà che anche attraverso questo libro non possa accadere un simile miracolo.